Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info. 3 anni di lavoro della Confartigianato del Veneto hanno prodotto un risultato particolarmente atteso dagli operatori dell'autotrasporto: l'esonero dalle sanzioni per i vettori che non indicheranno il costo del gasolio in fattura. La norma, introdotta a suo tempo per tutelare la categoria rispetto all'aumento dei prezzi del carburante, veniva vissuta di fatto come un inutile appesantimento burocratico. Il problema dunque è ora superato grazie ad un provvedimento incluso nel decreto mille proroghe che ha portato in dote all'autotrasporto altre positive novità, ovvero risorse pari a 276 milioni previste dalla legge di bilancio per le aziende del settore, l'estensione a tutto il 2011 degli incentivi per l'acquisto dei veicoli commerciali e la proroga al 16 giugno del termine per il pagamento dei premi INAIL.